Alle 7.26, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi parleremo dell'alert, il messaggio che sta per arrivarci sui nostri telefonini dalla Protezione Civile, poi di droghe e dipendenze e della situazione a Lampedusa. Ma prima di tutto la cronaca, la sparatoria ennesima a Catania, all'ospedale Garibaldi è morto il giovane albanese rimasto ferito venerdì scorso in via Santi Cascone. Gli investigatori sono alla ricerca di altre persone, è fondamentale il racconto di uno dei feriti coinvolti nella sparatoria e naturalmente dell'uomo che si è consegnato alla polizia stessa. Vediamo. Morto l'albanese di 27 anni coinvolto nella lite sfociata in una sparatoria all'interno di un'abitazione di proprietà dell'Istituto Case Popolari nel quartiere Enesima a Catania. Ricoverato in terapia intensiva nel reparto del Garibaldi Centro, le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici, da non poter nemmeno intervenire per estrarre chirurgicamente la pallottola che lo aveva raggiunto alla testa. Una seconda lo aveva ferito al collo. Si aggrava così la posizione dell'uomo, che si è costituito spontaneamente alla polizia sabato scorso. Si trova in stato di fermo e adesso per lui il reato ipotizzato è di omicidio. Sarebbe l'autore dei colpi di pistola che, oltre a raggiungere il giovane albanese, hanno anche ferito ad una clavicola un italiano di 43 anni ricoverato in ortopedia al Cannizzaro di Catania. Per salvarsi si è lanciato dal balcone e si è fratturato un piede. Intanto emergono altri elementi. Non 3 ma 5 sarebbero state le persone coinvolte nell'animata discussione. Gli agenti della squadra mobile stanno cercando dunque le altre 2. Sarebbero vicine all'uomo con piccoli precedenti penali, che era stato identificato grazie anche alla testimonianza del ferito ricoverato al Cannizzaro e che, sentendosi braccato, ha deciso di consegnarsi. Agli investigatori ha detto che il luogo dove è avvenuta la sparatoria era assolutamente casuale. L'assegnataria della casa è morta nel 2018 e da allora l'abitazione sarebbe rimasta chiusa. Dunque, secondo il racconto del fermato, la lite tra lui e l'italiano giunto sul posto con l'albanese non sarebbe scoppiata per motivi legati all'occupazione abusiva dell'appartamento, ma per questioni economiche relative a piccoli lavori. Una vicenda che appare ancora con tanti lati oscuri. L'individuazione delle altre 2 persone e le indagini della polizia, coordinate dal PM Martina Bonfiglio, potranno aggiungere tasselli interessanti per chiarire dinamica e movente. Caro voli senza freni per il governo, il segretario generale al Ministero dello Sviluppo Economico Benedetto Mineo, che giornalisticamente chiamiamo Mister Prezzi, ha convocato per oggi le compagnie aeree per indagare su eventuali speculazioni, sotto accusa in particolare le tratte nazionali che in questi giorni registrano i maggiori rincari. Per un Roma-Catania andata e ritorno si spendono con facilità 400 euro e si va qualche volta anche oltre i 500. Quanto abbiamo speso per venire da Milano? 350 euro circa, andata e ritorno. Ancora vacanze con prezzi dei biglietti aerei alle stelle, soprattutto per le tratte nazionali che secondo l'Istat hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Venire in Sicilia da Milano per molti è un vero e proprio salasso, soprattutto per chi viaggia con la famiglia. Andata e ritorno 2 persone 400 euro. 120 euro. Intorno ai 200 euro. A persona? Sì. Quindi insomma una cifra importante. E come no? Non va meglio a chi invece viene dalla capitale. La tratta Roma-Catania e viceversa continua a segnare prezzi esorbitanti. Circa 400 euro. Venendo da? Andata e ritorno però, è da Roma. Il problema del caro voli, che fino a pochi mesi fa era ad esclusivo appannaggio della Sicilia, ora si estende a tutto il resto d'Italia e finisce sotto la lente di ingrandimento di Mister Prezzi, che vuole vederci chiaro dopo aver monitorato da tempo la situazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato infatti i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari, per capire se c'è qualche forma di speculazione, soprattutto in un momento in cui il prezzo del carburante è sceso. A viaggiare in questo periodo non ci sono solo vacanzieri, ma anche studenti e lavoratori che fanno rientro a casa. I più fortunati sono riusciti, prenotando con largo anticipo, a trovare qualche offerta, ormai sempre più rara anche con le compagnie low cost. Abbastanza economico, sì. Ma hai prenotato con largo anticipo? No, ho prenotato ad inizio giugno, se non sbaglio. Andata e ritorno 44 euro.
pochissimo. Sì, preso con largo anticipo. Quando l'hai prenotato? Ma un L'anno scorso? No, 2 mesi prima. 78 euro in totale. Anche le tratte internazionali non sono economiche, come ci racconta questo passeggero che viene da Londra con il figlio. Il volo era prenotato da qualche anno, poi ho fatto delle aggiunte, insomma più di 1.000 euro. Alcuni voli, come quelli per la Sicilia, arrivano a raggiungere in determinati periodi dell'anno i prezzi dei biglietti per gli Stati Uniti e la denuncia del Codacons che ha chiesto di partecipare alla riunione con le compagnie aeree. C'è qualche forma di speculazione? Che dicono i quotidiani siciliani comincio oggi? con questa foto notizia sul quotidiano La Sicilia di stamattina. Vediamo. Isolati, questo è il titolo scelto dal quotidiano La Sicilia. Eccolo qui, vedi il titolo, e poi ancora ad agosto voli schizzati già oltre 500 euro, DAE per la Sicilia, oggi ci sarà il vertice da Mister Prezzi, treni ad alta velocità, c'è l'ultima chiamata. E poi per andare nello specifico, perché la Sicilia con Mario Barresi fa un focus proprio su quello che è il caro prezzi. Salasso d'agosto, scrivono ancora, voli fino a 550 euro, e come detto le compagnie oggi sono da Mister Prezzi, esodo e controesodo, le compagnie alzano le tariffe, SAC i numeri sul caso Ryanair. Ma se andiamo a vedere nello specifico alcuni dati, vedi, per l'esodo si paga sino a 526 euro, che è la tariffa più alta. Per il controesodo, stando a quelle che sono le indicazioni, si arriva anche a 548 euro per il 20 di agosto. Questo per dire qual è la situazione. La verità sui costi, scrive ancora la Sicilia, oggi al Ministero si insedia il tavolo che è voluto dal Ministro Urso, ma già adesso i prezzi dei giorni caldi sono proibitivi, quindi è impossibile. Non c'è dubbio. Assolutamente viaggiare. Allora torniamo sulla prima della Sicilia, abbiamo fatto questo focus visto che uscivamo proprio dal servizio sul caro prezzi, e andiamo a vedere cosa scrive la Sicilia sempre in relazione ai fatti di cronaca. Intanto, inchiesta a Messina, concorsi taroccati per favorire gli amici, arrestato ex deputato. Poi la questione dei migranti, piantedosi a Lampedusa, spinge sui rimpatri, c'è alta tensione nei centri. E poi il processo a Caltanissetta sul sistema montante, altre 3 prescrizioni, l'accelerazione non basta per portare dunque a conclusione il processo. Poi fatti di carattere italiano e non solo, ma intanto Meloni corteggia gli imprenditori, c'è un vertice con l'asso lombarda, siete il nuovo miracolo italiano, dice la Premier, adesso remiamo insieme per il PNRR. Poi il decreto lavoro e legge dallo smart working al cuneo fiscale, tutte le misure. C'è uno scontro nel centrodestra, Tajani e Salvini, c'è uno scontro aperto per quanto riguarda le alleanze in vista delle europee, esattamente. Forza Italia, mai accordi con Le Pen. E poi la fuga, scrive stamattina la Sicilia dalla TV di Stato, porte girevoli tra Rai e Mediaset, lascia anche Bianca Berlinguer. Questo per la prima pagina. Abbiamo già visto quanto c'è da dire sui voli. Adesso cerchiamo di approfondire qualcos'altro, ad esempio la cronaca con l'operazione di ieri a Messina, arresti domiciliari per Francesca Paratore, che è dirigente medico, e Antonio Catalfamo, ex deputato dell'ARS, con le accuse di tentata concussione e corruzione nel settore della sanità, favorivano gli amici per i concorsi. E poi ancora Piantedosi torna a Lampedusa con Johansson, la sfida per i rimpatri, mentre il governo lavora al piano per le espulsioni rapide nei centri di prima accoglienza. È rivolta la situazione, ne parleremo stamattina proprio di questo. Tra poco ci sarà con noi da Lampedusa Ignazio Schintu, che è il direttore delle operazioni della Croce Rossa. Infatti, allora poi andiamo sulla pagina dedicata alla città di Catania, come abbiamo visto anche nel servizio, sparatoria nell'alloggio popolare di Inesima, è deceduto l'albanese, la polizia sta cercando altre 2 persone, oggi il fermato sarà davanti al GIP. E poi ancora si parla di trasporti, pendolari e consumatori sollecitano il tavolo alla regione, perché si chiede che cosa? L'integrazione tra le ferrovie
metro e anche gli autobus, in modo da avere praticamente una, diciamo così, un sistema dei trasporti quanto più sostenibile possibile. La città di Catania, attenzione perché questo riguarda tutti gli automobilisti, circonvallazione, da domani nuovi lavori per rifare l'asfalto, ricominciano di nuovo, c'è un'altra tratta dalla rotatoria di Nesima sino a Sannullo, proseguono dunque gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione di Catania. Il cantiere sarà presidiato comunque dalla forza di polizia locale e dovrebbe andare avanti, questi lavori dovrebbero concludersi entro il 14 di luglio, quindi insomma 10 giorni di passione, diciamo, per gli automobilisti. Direi di restare proprio sulla città di Catania però per parlare di Movida, ma contro i rumori della mala movida siamo pronti a diffidare il comune. Sono i comitati dei residenti, attivare c'è la zona storico-ambientale, stop nuove aperture e concessioni, perché evidentemente i residenti soffrono, non ne possono più di questa situazione. Questa è la Sicilia. Adesso andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo, che torna sullo scandalo, l'inchiesta di qualche giorno fa con gli arresti che ci sono stati, con anche lo chef, diciamo, importante che è finito nell'inchiesta, la cocaina all'Ars e l'autofantasma. In una foto si vede Migliorisi che torna a Palazzo Reale dopo aver comprato le dosi, in un'altra è sua una Stelvio con lampeggiante, modello non a disposizione della regione. Insomma, si cerca di capire, si stanno facendo delle ricostruzioni sui clienti. Esattamente. Poi, sempre in tema di traffico, che è molto sentito, caos a Mondello, 200 multe per la zona pedonale, quindi evidentemente pochi hanno rispettato quelle che erano le imposizioni. Il caso, perché l'emergenza rifiuti è una costante in Sicilia, da Palermo, Catania, Messina, in tutte le città, assenza e guasti, l'emergenza rifiuti minaccia l'estate dei siciliani. Questa è la situazione. Possiamo approfondire una notizia a proposito di migranti, frontiera Lampedusa, piante dosi sull'isola per l'emergenza infinita. Oggi la missione del titolare del Viminale e della commissaria europea agli interni, sul tavolo l'hotspot, i barchini abbandonati e l'ipotesi del centro per i rimpatri. Questi saranno i temi oggetto di discussione nel corso del vertice di oggi. E direi di lasciare anche le pagine di Repubblica. Andiamo sul Giornale di Sicilia, che ha in apertura proprio il tema dei rifiuti, cassonetti pieni, roghi in città, perché il modo più semplice ma anche più dannoso è quello di bruciare la spazzatura, ed è veramente un pericolo per la salute pubblica. Dallo Sperone a Partanna, raccolta in titta, all'albergheria, sacchetti in fiamme devastano la cabina elettrica, per strada migliaia di tonnellate di rifiuti, e Bellolampo le vasche sono stracolme. Insomma, l'incubo di una nuova emergenza in piena estate con i turisti è davvero realtà. C'è Todoro della Rapa che dice: troveremo una soluzione, no al commissariamento. Insomma, non c'è all'orizzonte non c'è niente di buono assolutamente. Viabilità e comunque mobilità. Riapre il sottopasso con tanto di ingorgo in via Crispi dopo 3 mesi di lavori. Praticamente è cambiato poco o nulla, la struttura messa in sicurezza, fin dal mattino lunghe code, poi nel pomeriggio il via libera in entrambe le carreggiate, ma l'ingresso del porto ha creato dei disagi. Anche sul Giornale di Sicilia, piante dosi sull'isola per il piano dei rimpatri per quanto riguarda la vicenda dei migranti. E poi questa è una bella notizia: hanno catturato, gli agenti che hanno catturato Messina Denaro hanno donato il loro premio, 10.000 euro dati al reparto di oncologia, oncoematologia pediatrica dell'ospedale civico di Gran bel Palermo. gesto, Questo è davvero un gran bel gesto. E poi c'è l'inchiesta, dosi di eroina e auto blu, i traffici dello chef, la proposta ad un musicista di testare la roba. Insomma, diciamo che in corso l'inchiesta si va allargando. Si allarga e ci sono sempre più novità. Leggiamo anche sul Giornale di Sicilia:
il passaggio della Berlinguer che lascia la Rai e va a Mediaset, un tema questo stamattina che viene affrontato su diversi quotidiani. Adesso andiamo alla Gazzetta del Sud, in primo piano stavolta la cronaca, perché come sottolinea il quotidiano Città dello Stretto, ai domiciliari l'onorevole Catalfamo, coinvolta anche la dirigente medica Francesca Paratore, altri 2 indagati, l'ex parlamentare milazzese accusato di pressioni sul manager del Papardo con assunzioni per assunzioni e appalti. Questo è diciamo, è il punto dell'inchiesta. Poi ancora restiamo sulla prima pagina e parliamo sempre di sanità, ma di difficoltà. Sant'Agata di Militello, ospedale a collasso, riunione operativa per valutare l'ipotesi Fondazione Gio. Sembra questa l'unica strada attualmente percorribile per riportare il nosocomio in condizioni ottimali. Ieri una riunione operativa con il presidente della Fondazione e anche il sindaco Mancuso e l'onorevole Grasso. Speriamo si possa trovare una soluzione per questa struttura importantissima per la sanità. Prigozhin torna con uno strano audio. Dopo una settimana di silenzio e da un luogo imprecisato promette nuove vittorie. Il saluto intanto ai suoi, ma intanto c'è il delirio di Medvedev perché parla di una apocalisse atomica. La Francia, anche qui ci sono i primi temi nazionali, pure ronde di estrema destra a completare il quadro per le guerriglie che si susseguono in tutte le città francesi. Chiudiamo con 2 notizie. La Movida, il sindaco di Lipari difende il suo provvedimento, vogliamo tutelare i turisti, i limiti imposti dall'ordinanza del sindaco. E poi ancora parliamo di musica perché Tiziano Ferro ha fatto il pieno alla Franco Scoglio, un grande spettacolo di musica per gli appassionati, per chi ha avuto la possibilità di seguire questo. In 40.000. In 40.000 è stata veramente una giornata importantissima per la musica e per chi è appassionato. Torniamo a vedere un attimino cosa è successo ieri, perché abbiamo un minutino credo. Le mani sul Papardo, scrive stamattina nelle pagine interne la Gazzetta del Sud, arrestato l'onorevole Catalfamo, l'ex parlamentare domiciliari con la dirigente ospedaliera Francesca Paratore. Gli assistiti, dicono i difensori, chiariranno tutto. Queste sono le parole dei difensori delle persone che sono coinvolte in questa inchiesta. Breve pausa, state con noi, fra poco i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia. Martedì 4 luglio 7:45 con Angelo Gagliano, la rassegna stampa nazionale da Buongiorno Sicilia. E allora torniamo a vedere le prime pagine, come dicevi tu, stavolta il Corriere della Sera, si parla di sfida sulle alleanze europee, gli imprenditori lombardi a Meloni, noi la locomotiva del continente, tassi, critiche alla BCE, Tajani mai con i tedeschi di AfD. E con Le Pen, la replica di Salvini, niente veti sui nostri alleati. Insomma, c'è manovre in vista delle un po' di tensione, la coalizione in ordine sparso a Bruxelles senza fratture. E poi invece parla anche il leader del Movimento 5 Stelle, incendio sociale, dubbi nel Partito Democratico. Questa è la situazione politica. E poi possiamo vedere l'addio alla Rai di Bianca Berlinguer, sceglie Mediaset, svolta dopo 34 anni e ci sono anche le notizie di cronaca da Roma. Michelle, le ultime ore, le mosse del killer, fiaccolata a Primavalle per ricordare la giovanissima assassinata in maniera brutale. A Bologna arriva un'altra bruttissima storia, una famiglia distrutta dopo la figlia uccisa. Ho perso mia moglie, questa è un'altra brutta storia di cui abbiamo accennato nella giornata di ieri. Possiamo leggere qualcosina. Aveva 58 anni Giusy ed era malata di un male che secondo suo marito Vincenzo è cresciuto assieme al dolore per avere perso Chiara, la loro figlia uccisa a 15 anni a calci e coltellate da un ragazzino che racconta di aver obbedito ad un suo demone. Ho perso mia moglie, ma ora sono di nuovo insieme. Il riferimento è ai 2
alle due persone più care della sua famiglia. Poi dall'Ucraina, storie che vengono raccontate, una in particolare in prima pagina dal Corriere. Ameria è morta al ristorante che è stato colpito dai russi, la pizzeria dove si sospettava ci fosse un vertice, la guerra di Victoria, la scrittrice che lottava per la verità, e un racconto di quanto di quello che faceva proprio questa scrittrice. Destra, anche qui il tema delle europee in primo piano, la spina della coalizione, siamo su Repubblica, separati in Europa, lo scontro tra Tajani e Salvini sulle alleanze per conquistare la futura guida dell'Unione Europea. Il coordinatore di Forza Italia dice mai con Le Pen, leader della Lega, non accetto veti. Intanto Gero della Premier che guarda ai liberali, il PD, maggioranza da cartapesta, così dicono dal Partito Democratico, salario minimo, un coro di sì, il freddo di Assolombarda con il governo. Teniamo conto del fatto che le europee saranno nel 2024. Quindi c'è tempo, un anno e mezzo, un annetto abbondante. Un annetto abbondante di questo tira e molla sulle alleanze. E vedremo, preparatevi. C'è da aspettare. Sapevatelo. E poi si parla della ricostruzione post alluvione, Figliuolo in Romagna ma senza portafoglio, quindi il commissario straordinario che non ha in questo momento possibilità di spendere, ed è certamente un problema. Poi una curiosità che arriva dalla città di Bologna, perché si è fatto un test. Io a 30 all'ora, il limite virtuale che nessuno rispetta. Insomma, si è provato ad applicare questo limite di velocità e la città è sembrata quasi alla moviola. Questo è il resoconto di quello che in effetti ci raccontano praticamente le cronache. Poi si parla di innovazione, si parla anche di intelligenza artificiale dentro il cervello di Leonardo Pierluigi Pisa, che va ad affrontare, insomma, questo tema di cui ci siamo tante volte occupato, quello dell'intelligenza artificiale. Se avremo tempo proveremo ad approfondire la vicenda. Siamo sulla Stampa, vedete in primo piano io, Zelensky, vi difendo dalla tirannia di Putin. C'è un nuovo audio intanto di Prigozhin, presto altre vittorie, la minaccia di Medvedev, l'apocalisse nucleare è probabile, brutta. La periodica minaccia, perché è ciclica, sì, di tanto in tanto si ripresenta, è vero, è vero. È drammatica, ma noi adesso notiamo quante volte l'ha detto. Tantissime volte. Tajani, Salvini, anche qui lite sull'Europa, Meloni all'asso stampa, l'Italia cresce, freddi gli industriali, salario minimo, il PD e i 5 Stelle vanno all'attacco. Poi foto, notizia su quello che accade in Francia. Ecco, questo è un fatto nuovo. Le ronde nere, un'altra diciamo variabile di quanto sta accadendo in Francia. La colletta per la gente che ha ucciso Nael supera il 1 milione, quindi in qualche modo la Francia si è schierata, no? In maniera netta. E si sta dividendo, tra l'altro. È un altro tema divisivo. Grossissimo. Assolutamente. Poi ancora l'informazione con Berlinguer a Mediaset, la mutazione genetica del dopo Berlusconi. Si parla anche questo stamattina sulla Stampa. Adesso la prima pagina del Messaggero, il tema delle alleanze è un po' da tutte le parti, frena sull'alleanza all'Unione Europea, la Lega dice niente veti, crescita, il centro accelera, il Premier Meloni e gli industriali, Italia un miracolo economico, completeremo il PNRR, e ancora l'Istat conferma lo sprint di Lazio, Marche, Toscana ed Umbria, il PIL a più 4,1% sta trainando il paese, quindi va forte il centro Italia. Password e carte, boom online, più 20% di furti di identità. Attenzione, perché questo è un tema su cui fare attenzione. In Italia già 34.000 i casi, i dati utilizzati per gli acquisti di auto o elettrodomestici. Leggiamo qualcosina, furti di identità online in aumento del 20%, stando agli ultimi dati registrati dall'osservatorio CRIF Mister Credit, il loro valore economico è salito al 6,3%, complessivamente il danno ha raggiunto 132 milioni di euro, in Italia sono già stati superati 34.000 casi, con il furto di password e carte di credito i cybercriminali comprano anche auto e
lavatrici. Questa è la situazione da un punto di vista, diciamo, online, tutto anche in rete, ci sono tantissimi rischi. Il Fatto Quotidiano ha sempre delle aperture diverse, certamente. Open to Visibilia, domani l'informativa della ministra in Senato senza voto, uniti da Verdini, i due Matteo vogliono salvare Santanchè. Quindi questo è il quadro. Domani vedremo. E vedremo che cosa succederà e vedremo se le anticipazioni del Fatto Quotidiano saranno rispettate. Adesso vediamo il Giornale. Alleanze in Europa, anche qui il tema delle elezioni europee, dilemma a destra, Tajani detta le condizioni insieme alla Lega ma nessuna intesa con AfD e anche Le Pen, Salvini non ci sta, mai con i socialisti, no avvedi sui miei alleati. E poi Meloni difende le aziende, conquista il partito del PIL. Altro quotidiano, stavolta Avvenire, che ha i temi sempre in primo piano, i temi importanti, atomi di tregua, questo è il titolo scelto, reportage dall'interno della centrale di Zaporizhzhia in cui i russi e gli ucraini convivono forzatamente per far funzionare l'impianto ed evitare un disastro di enormi proporzioni. Questo è molto interessante questo reportage, perché stanno insieme a Zaporizhzhia. Evidentemente ci sono delle cose che conoscono soltanto gli ucraini per fare sì che tutto resti in qualche modo senza creare dei problemi. Anche qui c'è la foto, vedi, del primo sopralluogo di Figliuolo, ricognizione del commissario, presto gli interventi e poi il governo discute di prezzi e dice no al salario minimo. Ancora una volta è un tema che è ricorrente sulle prime pagine. Siamo sul Manifesto. Fardelli d'Italia è la foto che accompagna questo titolo scelto. Polonia ed Ungheria fanno bene a difendere i loro interessi, dice Meloni, anche se vanno contro quello italiano. I nazionalismi dell'Unione Europea in tilt, a Roma la maggioranza si spacca sul rincorso della destra europea. Questo è il punto di vista del Manifesto. Siamo sull'Unità e vediamo un po' cosa scrive stamattina. L'opzione fascista divide la destra, divide la destra. Tajani con noi mai. Questa è la presa di posizione. Il regno contro i ragazzini, la rivolta in Francia. Non invitiamo alla calma, invitiamo alla giustizia. Questo è Mélenchon che è uno dei leader di questa protesta. Esattamente. E poi ancora con il Tempo, governo al lavoro, si legge con la locomotiva Italia, Meloni rimarca i successi, nessuno in tutta l'Unione Europea cresce come e quanto noi. Il Premier sull'economia, la nostra è la più affidabile dell'intera Eurozona, presto alla via la produzione di semiconduttori per l'indipendenza tecnologica, quindi ci dovremmo riappropriare di un pezzo di economia che è quella legata pure avanti, alla tecnologia. Poi la Schlein porta il PD in vacanza, questa è una notizia di stamattina. Dove? Vertici Dem a Ventotene per inaugurare un circolo. De Luca dice Elli è il nulla. De Luca è quell'altro, non il nostro. Però diciamo che la situazione in casa PD non è che sia idilliaca da questo punto di vista. Poi ancora andiamo a leggere altre prime pagine, il Sole 24 Ore ad esempio con i temi economici, asili nido a rischio, fondi PNRR per 100.000 posti e in Svizzera l'inflazione rallenta ancora. Più 1,7% ai minimi da oltre 2 anni, quindi diciamo che la Svizzera beati veramente, perché dalle nostre parti abbiamo visto ieri che i prezzi sono qualcosa di indicibile. A proposito di prezzi, visto che ci siamo, stamattina abbiamo la possibilità di farlo. Ma quanti giornali? Sono tantissimi stamattina. C'è una notizia che riguarda proprio i prezzi che vanno attenzionati. Questo è il bonus energia, gli aiuti 150 euro per il caro bollette, il contributo una tantum si può chiedere solo sul sito del comune, ma questo riguarda la città di Roma, ma c'è
c'è qualcosa in più a proposito proprio dei prezzi, vediamo se riusciamo a leggerlo, altrimenti magari passiamo ad altre notizie. No, si parla proprio, eccola qui, guarda, questa è una notizia davvero importante, per gli alimentari. Spesi 4 miliardi in più. Abbiamo già speso 4 miliardi in più e i voli rincarano per valigie e posti. Quindi che cosa significa? Che tu hai il tuo posto a sedere, ma se tu vuoi il tuo posto in qualche modo. E poi c'è una stima di Coldiretti su molti beni di largo consumo al supermercato pesano dinamiche speculative. Eccolo qua, vedi? I costi extra fanno pagare, per quanto riguarda i voli, i biglietti fino a 5 volte tanto. Oggi c'è il tavolo, come abbiamo detto, al Ministero delle Imprese. Il caro voli e boom di costi extra. 42,2% la crescita del prezzo dei biglietti aerei. 43,2%, questo è la media. Cioè la metà, esattamente, il doppio. Esattamente. Quindi il doppio. Esattamente. Poi c'è anche qualcosa in più, l'aumento dei voli low cost rispetto a quelli di linea in Italia sono dell'8% e l'aumento dei voli low cost rispetto ai voli di linea sulle tratte internazionali del 22%. Questo è un quadro. Senti, ma come 545 è l'aumento massimo del prezzo dei biglietti con valigie e prenotazione dei posti. 545. Mi viene il mal di testa solo a pensare. È il dato, è un dato veramente impressionante. Fermateli, ma come si fa? Stamattina mentre guardavo i giornali mi è venuto insomma questa cosa qui, ho detto ma mamma mia cosa mi pareva giusto sottolineare. Senti, qual è la situazione. Dobbiamo invocare l'intervento di Benedetto Mineo, Mister Prezzi. E adesso veramente. cercheremo di avere un contatto diretto. A proposito, adesso torniamo anche alle altre notizie di cronaca, perché la situazione è davvero complicata in Italia sul fronte dei femminicidi. Fiorella Mannoia sulla Stampa stamattina dice: una donna uccisa ogni 3 giorni, rischiamo di abituarci, ora reagiamo. La cantante dice: la violenza non è solo fisica ma anche psicologica ed economica. Dal concerto di Reggio Emilia è nata una fondazione, aiuterà le vittime a ripartire. Un'altra iniziativa per le donne che sono vittime di violenza. Tutto questo legato a quanto accaduto negli ultimi giorni, perché si continua a parlare di Michelle con la lite, il telefono muto, quelle 3 ore in casa con il killer, i punti oscuri del delitto. Un'amica dice: ma quali 40 euro? Lui aveva un debito di 1.500 euro. Queste sono... Perché ancora è incerto il movente, però purtroppo la realtà è che lei non c'è più, è stata uccisa come... È una bruttissima storia. Anche qui Michelle, la migliore amica, accusa: io lo so, non è morta per 20 euro. Anche qui il concetto viene ribadito: 1.500 euro. Capirai la differenza. Vabbè, però insomma sembra una ragazzina di 17 anni che non c'è più. E ieri ci sono state le fiaccole per Michelle a Primavalle, in corteo per la ragazza ammazzata, il padre: dov'è lo Stato, le amiche, non vogliamo più avere paura, razzisti no, è soltanto dolore. Questa è, vedete la foto con la testazione, una grande partecipazione, una grandissima partecipazione, tante le persone ieri che hanno voluto in qualche modo omaggiare, ricordare la 17enne Michelle. Questo per la vicenda di Roma, ma c'è altro, come abbiamo già detto, perché sempre cronaca a Varese. No, quest'altra pure. A Varese, la donna morta in strada, secondo il racconto dei testimoni, sarebbe un omicidio, e caccia all'auto. Hanno Quindi non è un litigato incidente. assolutamente, poi lui l'altra volta. Quindi, come dire che ci sono episodi quotidiani ogni giorno che ci riportano. Sconcertano. Esattamente, è una sorta di mattanza quotidiana da questo punto di vista. Questo per la cronaca più strettamente italiana. Poi invece, visto che abbiamo... L'ultimo giornale.
Abbiamo l'ultimo Sì. da vedere e allora Sì. parliamo dell'ossessione nucleare, dai, Ecco. perché c'è una Appunto. Vedi che anche la stampa concorda. Esattamente. Questa è l'ossessione Perché- di Medvedev. Sì, Medvedev torna a minacciare il mondo. Oggi l'apocalisse è probabile, spunta un audio del capo della Wagner. Vedrete presto nuove vittorie, ma intanto la distruzione, come possiamo vedere quanto avviene. Siamo praticamente nella centrale di Zaporizhzhia sotto pesanti bombardamenti dall'inizio della guerra, la zona attorno alla centrale. Un momento e là bisogna fare attenzione perché potrebbe succedere veramente il disastro. Tiriamo un po' il fiato, caro Angelo, amici all'ascolto, con Insieme. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono contento di stare qua perché è come se stessi a Napoli, cioè io qua mi sento proprio, siamo uguali, siamo proprio simili, te ne accorgi pure camminando per strada, le vedi, che io non vedo la differenza fra Napoli e Sicilia in generale, fra Napoli, Palermo, Catania, Siracusa, siamo uguali, si vede, noi abbiamo più... Pure per strada si cammina. Poi sto traffico. Il tassista che mi ha accompagnato dice, ma c'è traffico? Con calma, arriviamo. Ma arriveremo? Sì, poi arriviamo, non ti preoccupare. Siamo uguali, siamo simili anche come genitori, anche come figli. Infatti tutti quelli della mia generazione, che ora sono genitori, vedono le stesse differenze che ho visto io a Napoli. Ovviamente oggi con i bambini di ora i genitori devono stare attenti, pure se devono portarli a fare una passeggiata, li devono portare a fare una passeggiata in un posto bello, perché altrimenti questi nani vi puntano il dito, ti fanno sentire in colpa, li devi portare a fare una gita importante, lo devi portare al Zoo Marine, li devi portare in un playground, li devi portare a fare un gioco, li devi portare a fare una bella cosa. Io quando ero bambino la domenica mattina, la passeggiata, mia mamma mi preparava, mi illudeva, mi vestiva col pantalone di velluto marrone, scarpa marrone, cappotto marrone, cappello marrone, diceva che vita è merda, tutto marrone. Mi preparava, mi vestiva la domenica mattina e mi portava in un posto dove i genitori di oggi e i bambini non l'abbiamo mai portati, non li porteremo mai. Indovinate dove mi portavano la domenica mattina? O cimitero. E i bambini oggi non sanno proprio dove cimitero. Mi ricordo che mio padre mi portava al cimitero e mi faceva vedere tutte le domeniche, sempre stessi morti. Dice, guarda, qua stanno i nonni dei nonni, qua sta lo zio dello zio, qua stanno i cugini dei cugini, qua stanno i fratelli dei fratelli. Poi mi guardava e dice, e qua stanno posto vuoto. Io mi sentivo male. Tornavo a casa, andavo a mangiare a casa di mia nonna ed era domenica. E mia mamma diceva, oggi è domenica, puoi guardare la televisione, puoi guardare i cartoni, ma tutto quello che vuoi tu. Mi mettevano davanti a questa televisione, che la televisione di mia nonna non era come una televisione di ora che sono ultra sottili, ultra piatte. No, erano quelle belle grandi, doppie. No, mia nonna sopra c'aveva un centro tavola e indovinate sopra la televisione che aveva? E fotografie dei morti che avevo visto al cimitero. Dicevi che angoscia, ma state facendo sentire male. Mia mamma veniva e diceva, allora fai una cosa, distraiti, guardati i cartoni animati e divertiti. Quando ero bambino i cartoni animati non erano divertenti, per me era una tragedia, erano tutti orfani, tutti senza mamma, tutti senza papà. C'era quella bambina di sopra una montagna, lei e il nonno. Mangiava solo formaggio, non è mai uscito un brufolo. 350 puntate con i piedi scalzi in mezzo alle pecore, non ne ha mandato una volta con i piedi in una cacata una pecora, mai. Allora cambiavo canale, dice fammi vedere un altro cartone animato e chi c'era? Dolce Remi. Lui è il nonno che era lo stesso nonno di Heidi, uguale. Remi era povero, aveva cane, scimmietto, un altro cane. Io guardavo la televisione, dicevo Remi, tu già non puoi campare tu. Ma tutti questi animali appresso a te, che fine fanno? Iniziarono a morire tutti quanti, l'ultima puntata il nonno prese l'arpa, la buttò a terra, si grattò, disse Remi, ma fosse tu che porti sfortuna o non? C'erano cartoni animati tristissimi, c'era Sampè il pescatore, chi se lo ricorda Sampè il pescatore? Mio zio amante della pesca, ogni volta che andava a pescare buttava il pane, buttava il formaggio, buttava lo sangue, non pigliava niente. C'era Sampè con una mazza di legno e un filo di cotone, alzava le balene in dei fiumi. C'erano cartoni animati che sono ritornati di moda oggi per i bambini che credono che sia moderno, ma già c'era quando ero bambino il Barbapapà. Che cos'è il Barbapapà? Permettetemi se parlo straniero in lingua inglese, ma che cos'è il Barbapapà? È una uollera colorata. Il Barbapapà era uno che doveva portare i bambini a scuola e andava a macchina.
Doveva portare i bambini sulle giostre e diventava giostre. Io guardavo mio padre e dicevo, tu non sei buono proprio. C'era un cartone animato che secondo me hanno disegnato i Pink Floyd quando stavano proprio ubriachi. Licia Kiss Me Licia. C'era il fidanzato, si chiamava Mirko, sembrava semaforo, capa giallo e ciuffa rosso. L'amico si chiamava Satomi, come una pomata, Satomi, date un po' di Satomi. Con la testa viola. Il padre si chiamava Marrabbio. E chi aveva il nome in un cristiano? Il gatto, Giuliano. Però erano cartoni animati educati, perché iniziavano alle 8 del mattino e alle 20:30 a letto. Finivano i cartoni animati. E mi ricordo che alle 21 per me si doveva andare a letto, perché era finita. Basta. Ma accendi la televisione alle 3 di notte, Peppa Pig, Masce e l'orso. Rai Yo-Yo. Sai perché si chiama Rai Yo-Yo? Perché proprio la testa dei genitori che fa così, yo-yo. Alle 3 di notte questi bambini che dicono no, voglio vedere i cartoni animati alle 3 di notte. Alle 3 di notte io e il signore qui, che più o meno abbiamo la stessa età, prima accendevamo la televisione per nata cosa. Ci siamo distrutti con la televisione, ti ricordi? Abbiamo imparato tante cose, fino alle 3 di notte là vicino alla televisione. Andiamo, Gio, non vai a letto, io sto studiando il corpo umano. L'altra notte sono tornato a dormire a casa di mia mamma, dove a casa di mia mamma vive il fratello che è single, è Zitello, o zio Antonio, o zio Tonino. Ha 56 anni. L'ho trovato davanti alla televisione alle 3 di notte col telecomando in mano. Ho detto, zio, ma che stai facendo? Stai guardando a Peppa Pig? Mi sto arrangiando un poco. Che lei sembra una porca. Grazie. Ma si dice, ciao. Ma si dice così, ma si dice così. Dai, un applauso, va. Sino Giustiniani. Vabbè, ridiamo un po' così. Giovedì alle 23, da non perdere. Diamo il benvenuto invece per cose molto più serie al direttore della Protezione Civile, Salvo Cocina. Buongiorno. Grazie e benvenuto. Allora, attenzione, perché domani i nostri telefonini squilleranno all'unisono. Di che cosa si tratta, direttore? Si tratta della sperimentazione di un sistema di allerta rapido tramite appunto tramite i segnali che arrivano su tutti i telefonini in quel momento attivi in una determinata cella. Saranno fatte, diciamo, suonare tutti i telefonini che stanno in Sicilia, quindi tutte le celle telefoniche a cui sono collegati i cellulari attivi invieranno un segnale, qualunque sia il gestore, e il telefono visualizzerà un messaggio in cui c'è scritto esercitazione, prova, quindi non è chiaramente un allarme vero, e squilleranno fin quando non viene annullato con un tocco o con un tasto, dipende poi dal cellulare. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Niente. Niente, semplicemente niente, aspettare che arrivi questo segnale e poi annullarlo con un click, un click, sì, toccando la tastiera, dipende dal tipo di telefono. Ecco, e che tipo di messaggio è? Perché è la prova di cosa? Perché la Protezione Civile vuole avvisare con messaggi di questo tipo rapidi i cittadini che stanno in un determinato ambito di un pericolo imminente. Ad esempio, come voi sapete, a febbraio abbiamo avuto l'allerta maremoto a seguito del maremoto della Turchia. Abbiamo avuto difficoltà ad avvisare i cittadini di notte, alle 4 di notte, che stavano nella fascia costiera, quella più esposta, quindi lì della Playa, per essere chiari, villaggi fino a Brugoli, quindi tutta la costa, ma anche sul Messinese. Abbiamo avuto difficoltà perché i telefoni non erano raggiungibili da questo sistema, e quindi si è proceduto con un porta a porta, avvisare porta a porta le persone tramite appunto i vigili urbani. Complicato, diventa complicato, specie se si hanno poche ore a disposizione, specie se si è di notte. Quel sistema invece raggiunge automaticamente, senza autorizzazione, senza consenso delle persone. Ve lo potete permettere perché si tratta di cose c'è molto serie. una norma di fondo, quando c'è un problema di pericolo pubblico chiaramente si può, diciamo, violare anche il telefono, la privacy. Quello che voglio dire appunto rispetto alle fake news che in giro, perché ora si sono create delle campagne di disinformazione, non è un modo di controllo della persona, né il telefono può essere rintracciato
può essere diciamo, associato alla persona e comunque se il telefono è spento, se non è collegato alla rete non funziona. Non funziona. Ha una sigla per essere sicuri? IT Alert è la sigla in cui compare il messaggio e comparirà esercitazione in questo messaggio. In questo è l'esercitazione, sperando mai, se dovesse essere invece fuori da un'esercitazione, noi quando lo riceviamo dobbiamo seguire le istruzioni, che sono diversi i casi in cui può essere attivato il messaggio, ad esempio la previsione di un forte temporale, di piogge forti, di allagamenti, la previsione di un maremoto, un incidente industriale, zona industriale ad esempio di Siracusa o Milazzo ad esempio, o Gela, quindi emissione di nube tossica, possibilità di una nube tossica che possa interessare le città. Sono tutti casi appunto di emergenza improvvisa. Domani non dovremo fare niente e dopo averlo letto possiamo anche cliccare sopra e arrivederci. Invece nel caso in cui, malaugurato, dovesse esserci un allarme reale, dobbiamo seguire le istruzioni che si chiamano IT Alert, che non sono appunto le fake news come diceva il direttore Coccia, ma sono queste sono le uniche valide per noi, che sono quelle della protezione civile. Questo annulla altri sistemi di... No, non li annulla, i sistemi coesistono. Questo è un sistema che si attiva solo per allerte di tipo nazionale, quindi l'importanza nazionale. Ad esempio, prossima esplosione di stromboli o vulcano, in questo momento il DNGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha dei sistemi di allerta rapidi per stromboli, per vulcano, ma anche per l'Etna, e quindi può essere utilizzato per questi sistemi pure questo. Voi avete affrontato anche un questionario come protezione civile, vero? Ecco, la sperimentazione perché viene fatta? Viene fatta perché in altri casi non ha funzionato benissimo, cioè non sono stati raggiunti tutti i telefoni delle celle. Noi abbiamo sperimentato il sistema in Sicilia già per l'allerta vulcano e per l'esercitazione di Messina di novembre 2022 e si è visto che non tutti i cellulari di una determinata zona sono stati raggiunti. Perché la tecnologia è abbastanza complessa, perché il segnale parte da sede centrale, poi viene affidato ai gestori, e i gestori raggiungono tramite le celle i propri clienti. Ecco perché bisogna fare delle prove, per essere sicuri che il messaggio... Magari potreste anche eventualmente farne delle altre successivamente. Sì, è chiaro che anche abbiamo voluto dare la massima diffusione di questa esercitazione, quindi ringrazio l'emittente per l'informazione che date, perché il messaggio potrebbe arrivare a persone appunto che non hanno dimestichezza con questo tipo di comunicazione, quindi produrre delle reazioni inconsulte, anomale, e per questo abbiamo fatto diverse riunioni con i sindaci, abbiamo anzi raggiunto tutti i sindaci della Sicilia, prefetture, forze dell'ordine, tutte le varie istituzioni, province regionali, proprio perché poi si possono avvisare i cittadini di questa eventualità. No, a noi ci sembra doveroso, come dire, associarci a ciò che fa la protezione civile. In questo caso ribadiamo, domani ci sarà questo messaggio che è di esercitazione, diciamo, tra virgolette, di prova per emergenze che invece potrebbero accadere. Una di queste che temiamo possano ripetersi, come è successo l'anno scorso e anche precedentemente, sono gli incendi. A che punto siamo come prevenzione? Ma quest'anno la stagione è stata sostanzialmente positiva, nel senso che il tempo è stato fresco, basse temperature, non ci sono state quelle sciroccate forti e quindi è andata bene. Cosa ha prodotto questo clima fresco e le piogge di maggio? Hanno prodotto una crescita forte della vegetazione, dell'erba nel sottobosco, ma anche in tutti i terreni agricoli, e quindi c'è in questo momento una forte massa combustibile. Una grande massa combustibile che quindi crea le condizioni per incendi ancora più forti. Consideriamo la prevenzione. Che il fine settimana prossimo potrebbe essere uno di quelli più caldi dell'estate. Sì, andiamo incontro a temperature più elevate. Lei dice questa vegetazione, se la temperatura si dovesse mantenere fresca, sì, allora
non ci sono problemi. Il rischio è l'aumento di temperatura. Anche quest'anno come prevenzione la Regione Siciliana ha stipulato un accordo con il Corpo dei Vigili del Fuoco che mette insieme Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Volontariato di Protezione Civile, quindi sono 3 forze insieme che sono a presidio appunto del territorio e per contrastare gli incendi. Un grosso ruolo avrà il Volontariato di Protezione Civile che noi promuoviamo proprio nello spegnimento degli incendi. Anche quest'anno abbiamo formato ulteriori volontari, 270 volontari per l'antincendio, e ci avviciniamo a un modello che diciamo si avvicina di più alla regione del nord, dove è il volontariato, quello comunale spesso, che spegne gli incendi. Sono i volontari ormai sì, in maggioranza? Nei paesi del nord boschi sono volontari in maggioranza, Piemonte, Lombardia. Trentino Alto Adige c'è una grossissima tradizione. E noi ci stiamo dando da e noi fare? ci stiamo orientando in quella direzione, appunto facendo crescere il volontariato di protezione civile. Ma questo è importante, è anche il segno di una sensibilità, diciamo, sociale. Il volontariato è più diffuso sul territorio, quindi può intervenire anche nei paesi più remoti, può intervenire rapidamente, conosce il territorio e ha una maggiore diciamo, celerità di intervento. Chi volesse, magari ascoltando Buongiorno Sicilia, avvicinarsi alla protezione civile, che deve fare senza aspettare l'allarme di prova di domani? Noi abbiamo diciamo, diversi, sì, c'è il sito ufficiale, c'è Facebook, Instagram, tante, tutti i social, tutti i social, sì, quindi ci si può avvicinare e possiamo poi consigliare le associazioni di volontariato più vicine a cui iscriversi. Bene, allora fatelo naturalmente, soprattutto i giovani sono, vero che si danno da fare? Sono soprattutto i giovani, anche se in questo momento, a dire il vero, c'è una crisi di vocazione dei giovani. Davvero? Sì, c'è diciamo, una minore risposta dei giovani, per cui stiamo promuovendo delle campagne anche nelle scuole, con le campagne di Anch'io sono la protezione civile. In questo momento si stanno svolgendo diversi campi estivi di protezione civile rivolti ai giovanissimi e ai ragazzini, proprio per avvicinarli alle tematiche di protezione civile. Questo è molto importante, perché è bene che i ragazzi capiscano invece quanto possono fare facendo i volontari, e che dà soddisfazione a se stessi e aiuta soprattutto gli altri. Grazie al direttore Cocina. Allora domani sarà come, come una telefonata? Sarà o visualizzato come un il messaggio, il telefono si blocca e poi uno squillo, un segnale sonoro. Ecco. Il telefono si blocca in quell'attimo. Si blocca in quell'attimo, bisogna sbloccarlo sfierando la tastiera, e poi sui touchscreen. Lo riclicca e la cosa finisce lì. Si sblocca. Per domani è solo prova, per fortuna, poi vedremo. Grazie mille, direttore Cocina, buon lavoro, complimenti sempre per le cose che fate. Breve pausa e poi altri argomenti a Buongiorno Sicilia. 8:21, Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite importante, Fabio Brogna, che è il direttore dei SERT di Catania, cioè delle dipendenze patologiche della nostra città, è uno psichiatra, è un esperto che naturalmente l'argomento, l'avete già intuito, è quello delle droghe. La droga non è soltanto, anzi è soprattutto un business miliardario per le mafie, soprattutto dalle nostre parti. È l'inferno della dipendenza per tantissime persone, ma anche purtroppo dobbiamo cominciare ad ammetterlo e a dirlo in maniera franca, è anche un po' una moda. Di questo per esempio è assolutamente convinto Manuel Agnelli, che tutti voi conoscete, è un cantante, è un personaggio del mondo dello spettacolo, fa parte adesso della giuria di Italian Got Talent e nei giorni scorsi attraverso la televisione appunto ha lanciato un vero e proprio anatema, in parte lo riascoltiamo adesso. Io penso che ci sia un sacco anche da parte dello Stato, che è quello che dovrebbe dare l'esempio in tutto e per tutto, quindi la partecipazione civile, il senso civico, l'educazione. Da parte dello Stato c'è comunque una gestione criminale di un certo tipo di informazione. Lo Stato è capace di vendere alcol, che è una droga, di vendere le sigarette, che sono una droga, di prendere soldi da queste vendite, mettendoci la scritta le sigarette fanno male alla salute e provocano il tumore, ma vendendole lo stesso. E poi di dire che le altre droghe invece fanno male. Le droghe tutte fanno male.
se non sono usate con responsabilità, e quasi mai lo sono, fanno tutte male. Io penso a quanta economia potremmo togliere dal culo della mafia legalizzando le droghe pesanti, per esempio, a quanto controllo potremmo avere sulle sostanze e quindi a meno morti per overdose, meno intossicazioni nocive per la salute, più controllo da tutti i punti di vista sulle persone che hanno questi problemi, un deterrente comunque perché la diffusione diventerebbe pubblica, quindi non in un parchetto al buio. Ecco, così Manuel Agnelli. Ora voglio introdurre assieme al dottor Brogna altri due ospiti che sono con noi. Giulia Benusiglio, che è una scrittrice che vediamo, eccola qua, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ecco, Grazie. e poi Marco Cappadonna, che è uno psicologo che torna a Buongiorno Sicilia. Bentornato e grazie per essere con noi. Avete sentito anche voi le posizioni, diciamo, estreme di Manuel Agnelli, che dice è inutile, basta con le ipocrisie, lo Stato tante volte smercia droga dicendo soltanto nuoce alla salute come alcol e sigarette, poi invece è proibizionista sulle droghe, e lui ha una posizione che avete appena sentito. Ora vi propongo insieme con il dottor Brogna, che ha ascoltato anche lui Agnelli, vi propongo un servizio che ha realizzato Giulia Azzalini su un fenomeno sorprendente e forse anche un po' inquietante, che ha come, diciamo, sede un paese vicino, un paese che fa parte dell'Unione Europea, che è l'Olanda. Giulia Azzalini. Pensi che qui in Olanda ci siano specifiche fasce d'età o gruppi sociali che sono più inclini all'uso di queste sostanze? Allora, rispetto all'Italia non ho notato tutte queste differenze. Ovviamente io vengo da un ambiente universitario, quindi le persone che io vedo molto più esposte alla sostanza sono adolescenti e giovani adulti, quindi fra i 16-17 fino ai 26-27 anni di età. Una delle differenze che ho notato però è che la quantità di persone olandesi nate e cresciute lì che consumano marijuana sono veramente limitate. La maggior parte delle persone che fanno uso di queste sostanze sono studenti internazionali che derivano e vengono da paesi dove la sostanza non è legalizzata. Quindi sicuramente l'olandese fuma molto meno o non fuma proprio, per la mia esperienza. Cosa pensi invece riguardo la legalizzazione delle droghe leggere nel resto d'Europa? Io sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere per due punti fondamentali. Il primo punto è una sicurezza della sostanza che viene consumata, dato che non è possibile impedire alle persone di fumare o di consumare queste sostanze, dato che si troverà sempre un modo per consumarlo. È, secondo me, positivo la legalizzazione, in quanto almeno queste persone consumano un prodotto che è stato controllato ed è sicuro. Il secondo punto è un punto economico, quindi essendo legali in Olanda, il profitto che deriva dalla vendita di queste sostanze va direttamente allo Stato, in opposizione a uno Stato come l'Italia, dove il profitto è ancora nelle mani di organizzazioni come la mafia. E se potessi cambiare invece le leggi politiche riguardo appunto il consumo di droghe leggere in Europa, cosa sceglieresti di cambiare? Beh, sicuramente nel momento in cui ci sia una legalizzazione della sostanza, secondo me ci dovrebbe essere un controllo dell'età tramite carta d'identità, ci deve essere un massimale che può essere acquistato della sostanza e sarebbe magari anche importante richiedere un certificato medico in modo da assicurarsi che la persona sia in ottima salute o abbia dei motivi di salute per cui per lui sarebbe di beneficio consumare la sostanza. Ok, grazie mille per tutto, grazie per le tue risposte e buona giornata. Ciao Cristian. Grazie a voi. Bene, grazie a Giulia Azzalini. Adesso vorrei dare la parola a Giorgia Benusiglio, che avevo presentato un momento fa, che ha scritto 2 libri importanti, Vuoi trasgredire, non farti, quindi capite subito l'argomento, e ancora Io non smetto,
la vita è uno sballo. Complimenti anche perché come dire, ha trasferito un po' in parte la sua esperienza personale e comunque affronta un tema così delicato, così difficile. Nessuno di noi ha la ricetta giusta in tasca, ogni tanto qualcuno si spinge in avanti con posizioni, come dire, molto decise come quelle di Emanuele Agnelli, come quelle che abbiamo sentito poco fa, altri invece sono naturalmente molto più prudenti e proibizioniste. Ecco, Benusiglio, Giorgia, vorrei per favore, prima che mi dicesse la sua opinione, se per favore volesse raccontare la sua esperienza, perché la sua è un'esperienza particolare. Se la sente, ha voglia? Sì, assolutamente, certo che sì. Sono più di 15 anni che giro per tutte le scuole d'Italia a raccontare quello che purtroppo ho fatto quando avevo 17 anni e che mi ha stravolto la vita, quindi lo farò anche questa mattina. Avevo 17 anni e ho fatto la cavolata più grande della mia vita, quindi ho assunto mezza pastiglia di ecstasy e mi sono ritrovata nel giro di una settimana con il fegato in necrosi. Mi hanno dovuto letteralmente prendere per i capelli. Sono stata salvata in extremis grazie a questo trapianto di fegato che mi ha potuto ridare quella vita che stavo perdendo. Io sono entrata in coma e insomma non è stato facile, ho dovuto cambiare totalmente la mia vita. Da che ero una persona sana sono diventata una paziente e lo sarò per il resto della mia vita, perché io comunque devo assumere dei farmaci tutti i giorni che sono i miei salvavita. Quindi ci tenevo a specificare che non esiste un modo sicuro per assumere le sostanze e non è detto che le droghe possano ucciderti con un uso continuativo o massiccio, basta una volta. E può succedere soprattutto in età adolescenziale, quando il nostro corpo è ancora in fase di sviluppo. Ed è importante che questo si sappia, perché io giro tutti i giorni per le scuole d'Italia a parlare di questo e pochissimi ragazzi sanno che basta una volta e può capitare a chiunque di sbagliare una volta e quella volta può essere fatale. Quindi è importante che i ragazzi sappiano che le droghe fanno male anche solo con un uso sporadico o unico, come è successo a me. Volevo però specificare che prima abbiamo parlato dell'Olanda, ma l'Olanda non ha mai reso legale la sostanza, la marijuana. C'è la depenalizzazione in Olanda, quindi io credo che a volte si faccia un po' confusione quando si parla di legalizzare o non legalizzare una determinata sostanza. Credo che il ragazzo abbia detto delle cose interessanti, ma se lavorasse nel settore capirebbe che è pura utopia. Ad oggi ciò che ha funzionato è la depenalizzazione e l'abbiamo visto nel Portogallo dal 2001. Che ci sono stati ottimi risultati, ma depenalizzazione significa prevenzione, lavorare tanto affinché si sappia che quelle sostanze sono dannose. Va bene. Noi la ringraziamo, rimanga con noi. Intanto complimenti per come dire, la chiarezza con cui esprime e racconta la sua dolorosa esperienza, il coraggio che manifesta, la determinazione con la quale racconta le sue convinzioni. Adesso io vorrei sentire Brogna e Cappadonna commentare un po' quello che abbiamo sentito fino ad ora, posizioni diciamo estreme, radicali come quelle di Agnelli, che dice è inutile che fingiamo qui, e poi il rischio invece che ci ha confermato la Benusiglio, basta una volta prendere una sostanza e si rischia persino la vita. Saluto la Benusilio perché è stato ospite anche ad Acireale in nostre campagne di prevenzione qualche anno fa. E la posizione qual è? La posizione è chiaro che la nostra è quella dei servizi pubblici, no? Noi vediamo, assistiamo a questo fenomeno dal lato dei pazienti che si presentano, che vengono inviati a noi. Il dibattito politico è da più di 30 anni che faccio questo mestiere, insomma, c'è sempre stato, con alti e bassi, ho spostato verso la depenalizzazione o verso insomma, alcune azioni repressive. È chiaro che i servizi pubblici che noi abbiamo in Italia, no, rivolti alle dipendenze patologiche, sono, mi creda, dei servizi invidiati in tutta Europa. Perché le altre nazioni sono organizzate in modo diverso. Nel momento in cui poi i soggetti consumatori di sostanze hanno dei problemi, debbono rivolgersi a qualcuno. Nei CERT pubblici, nazionali,
si fa un'azione sia di prevenzione che di cura che di riabilitazione. Ricordiamo che lei è direttore del Servizio Territoriale di Dipendenza SERT di Catania. Sì, che a Catania raggruppa 9 unità operative che vanno da Palagonia a Bronte, quindi ricoprono tutto il territorio di Catania e danno quindi questo primo intervento alle persone che necessitano di aiuto. Fra l'altro noi siamo, penso, gli unici servizi che trattiamo sia minorenni che maggiorenni. E lei sa benissimo che le fasce d'età si sono notevolmente abbassate. Io ricordo 20 anni, 25 anni fa, insomma, la popolazione nostra di utenti era fatta quasi esclusivamente da adulti. Oggi abbiamo tanti minori in carico, alcuni anche mandati dall'autorità giudiziaria. Vogliamo commentare insieme un paio di cartelli che forse vedremo adesso. Intanto, secondo questo European Drug Report, che è una statistica europea, ci sono 41 nuove sostanze psicoattive, ci sono 303 tonnellate di cocaina con un record sequestrati in Unione Europea e 8 europei su 100 usano la cannabis. E sono dati reali perché calzano a pennello su quello che è poi lo specchio della nostra utenza. Corrispondono esattamente? Corrisponde esattamente, il consumo di crack è aumentato a dismisura, il 43% dei nostri pazienti sono consumatori di crack, grazie ai sequestri che sono stati fatti. Questo sta a significare che vi è diciamo, da parte della criminalità organizzata un investimento, insomma, su queste sostanze. Lei poc'anzi diceva sono delle mode. Ma queste mode da chi vengono stabilite? È chiaro che vengono stabilite anche dall'offerta che c'è. Se in un dato momento storico c'è l'offerta di una o di più determinate sostanze, è chiaro che poi queste determinate sostanze si distribuiscono. Vediamo per esempio altre cose che non sono direttamente droghe, ma che poi in realtà, come diceva Manuel Agnelli, adesso poverino lo chiamiamo in causa sempre lui, ma rappresenta, come dire, un punto di vista. Vedete? Per esempio, l'abuso di alcol con rischio di gravi conseguenze per la salute coinvolge 7,7 milioni, lei lo può vedere là, dottore? Sì, 7,7 milioni di persone. Occasionale l'abuso di alcol, 3 milioni e mezzo. 750.000 è la stima di danni da alcol non rilevati. Anche questa è una piaga. Certo, i 750.000 sono il sommerso. Poi vi sono 1 milione di bevitori problematici. Infatti vediamo giovani, più di 1,3 milioni tra 11 e 25 anni, fra cui 620.000 minorenni. Le donne 2 milioni e mezzo, in crescita dal 2014, con punte massime fra i 16 e i 17. Anziani 2 milioni,6, anche gli anziani fra gli uomini stabili e le donne sono in aumento. Tutti dati, ahimè, coerenti. Coerenti, vero? Certo, ma è chiaro che il consumo sia dell'alcol, ma anche del fumo di sigaretta, cioè le droghe legali, perché io voglio ricordare che noi dei servizi pubblici abbiamo iniziato con gli storici degli anni 70 con l'eroina, no? Eroina, a cui si è aggiunta la cocaina, le nuove droghe, l'ecstasy ed altro, ma poi si è aggiunto l'alcol e il tabacco, quindi sotto monopolio di Stato, e oggi noi trattiamo anche le dipendenze comportamentali, gioco d'azzardo patologico, disturbi della nutrizione e alimentazione, anoressia, bulimia per intenderci. Quindi vede che lo spettro delle dipendenze è vastissimo. Su tutto lo spettro delle dipendenze. Su questo vorrei sentire un momento il dottor Cappadonna che pazientemente ha ascoltato tutta la nostra riflessione, la nostra esposizione. Quali sono le idee che le sono venute in mente ascoltandoci? Beh, sono usciti fuori degli argomenti interessanti su cui si potrebbe parlare abbondantemente. Quello su cui riflettevo io è capire in quale modo è possibile intervenire per risolvere effettivamente il problema, perché da quello che ho capito l'idea è proibire l'utilizzo delle sostanze quasi demonizzandole. Tuttavia credo che questo approccio sia un po' troppo estremo, innanzitutto perché non è corretto demonizzarle in assoluto. Ricordiamoci che ci sono anche altre sostanze che noi utilizziamo quotidianamente che hanno la capacità di superare le barriere ematoencefaliche, quindi anche banalmente la caffeina, anche alcuni farmaci che noi assumiamo e che ci salvano le vite. Non so se il CERT si occupa di caffeina, no, non mi pare. Ma guardi, nei casi più estremi ci sono particolari tipi di consumatori che
per esempio esagerano anche col caffè, no? Il caffè ad alti dosaggi può indurre delle problematiche. Caspita. Quindi ci sono anche dei non si pazienti. finisce mai di imparare. Non si finisce mai di... Dottor Capadona, mi scusi per l'interruzione perché era veramente una curiosità. Prego. No, non ci si figuri, ma... E quindi dicevo che piuttosto che demonizzare e proibire in modo rigido, lo Stato dovrebbe assumersi delle responsabilità quasi paterne, materne, no? E quindi chiedersi perché i miei figli, tra virgolette, ripiegano nell'uso delle sostanze. Sappiamo che l'utilizzo può essere sia ludico che autoterapeutico, no? Laddove c'è un problema, laddove c'è una sofferenza, una mancanza. E quindi credo che, piuttosto che proibire, dato che la storia ci insegna che proibire non risolve il problema, tutt'al più ne cambia i connotati, no? Bisognerebbe intervenire proprio nei bisogni della popolazione, soprattutto tra i più giovani, e nell'educazione, girare le scuole con interventi mirati e ben studiati. Solo così sarà un'ultima probabilmente battuta. Grazie dottore. Do ragione a Capadonna. Non chiudiamo qua, però devo dire che lo Stato, visto che si citava lo Stato, sta già facendo questo, perché i nuovi programmi di prevenzione, c'è il piano regionale di prevenzione, sul piano nazionale di prevenzione, prevedono degli interventi, per esempio, sulla popolazione giovanile. Noi dei servizi lo stiamo facendo perché abbiamo anche la prevenzione come mandato istituzionale, che non sia più una prevenzione basata sulla didattica, cioè sullo spiegare ciò che fa bene e fa male, ma sia una prevenzione volta a modificare lo stato emotivo dei ragazzi che vengono coinvolti nella prevenzione, agendo sui fattori di prevenzione, sui fattori di protezione e sui fattori di rischio. E devo dire che la partecipazione, per esempio, nelle scuole, noi abbiamo lavorato su oltre 15 istituti superiori su Catania e è stato, nel 2022 è stato un successo. Questo mi sembra una strada concreta e molto praticabile e molto utile anche per cominciare ad affrontare naturalmente questo tipo di problema che non pretendiamo di risolvere minimamente noi in questa trasmissione. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, grazie al dottor Brunera che è stato con noi. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci saranno altri argomenti, altre storie. Buongiorno Sicilia. 42, eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, Lampedusa, migranti, oggi c'è la visita del Ministro dell'Interno Piantedosi con la commissaria europea Johansson, gli sbarchi hanno concesso una tregua nelle ultime ore, grazie ai trasferimenti l'hotspot si è quasi completamente o in gran parte svuotato e questo grazie a un importante sforzo logistico del Viminale e della Croce Rossa che gestisce appunto l'hotspot. Vediamo. Dopo gli sbarchi a raffica che hanno visto rapidamente l'hotspot di Lampedusa ospitare 3.306 migranti, un numero ben superiore alla capienza che sarebbe di circa 400 persone, oggi la struttura di primissima accoglienza si presenta così. I trasferimenti in altre località con navi e traghetti si sono susseguiti e hanno restituito un clima di ordinaria gestione dell'hotspot. Siamo rientrati sull'ordinario con dei numeri intorno alle 500 unità e quindi si prosegue con le attività del centro e con i servizi che stiamo erogando all'interno. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in visita a Lampedusa con la commissaria dell'Unione Europea agli affari interni Ylva Johansson, non troverà l'hotspot super affollato in emergenza. Lo scenario sarà esattamente quello che vi stiamo mostrando. Con la gestione della Croce Rossa e la nuova organizzazione che consente il trasferimento di 2.500 migranti in 36 ore è avvenuto un cambio di passo. Abbiamo prestato loro le prime misure di protezione, quindi abbiamo fornito loro accoglienza materiale, la possibilità di contattare i propri familiari, la possibilità di ricevere assistenza sanitaria e anche le informazioni per poter poi proseguire nel percorso che intraprenderanno in Italia. Ma occorre prepararsi a nuovi importanti arrivi. Ci stiamo preparando con la pianificazione, quindi pronti a mettere in campo tutte le misure possibili che sono quelle del sistema di emergenza per rispondere comunque a un'accoglienza dignitosa per tutti e a fornire il dovuto supporto a tutte le persone.
Va meglio anche sul fronte dei rifiuti, i cui costi di smaltimento in discarica erano lievitati enormemente. Nell'hotspot è partita da poco la raccolta differenziata. Anche questa novità troverà Piantedosi, il cui ministero aveva concesso a novembre un contributo straordinario al comune di circa 800.000 euro, soldi destinati proprio a quest'altro tipo di emergenza. Ecco, questa è la situazione quindi a Lampedusa, pronti a una eventuale prevedibile nuova emergenza. Noi siamo collegati con Ignazio Schintu, che è il direttore della Croce Rossa a Lampedusa, dell'hotspot di Lampedusa. Buongiorno e benvenuto. Oggi arrivano il ministro Piantedosi e la commissaria europea Johansson in una situazione, diciamo, in cui a Lampedusa si respira, però essendo fallito l'accordo europeo per la distribuzione, diciamo, i ricollocamenti, dalla Tunisia intanto continuano a partire decine e decine di imbarcazioni che poi inevitabilmente si dirigono verso di voi, verso Lampedusa. Che cosa direte al ministro Piantedosi e alla commissaria europea? Noi chiaramente non entreremo nelle motivazioni politiche delle istituzioni, diamo consigli come abbiamo sempre dato a tutti i livelli affinché si trovi una soluzione immediata per degli esseri umani che comunque hanno necessità di supporto e scappano perché devono salvare la vita. Pertanto certamente anche rivedere quello che è la Convenzione di Dublino aiuterebbe molto poi anche il ricollocamento di queste persone. Quindi rivedere l'accordo di Dublino, quello che obbligava chi metteva piede nel suolo di un paese a rimanere in quel paese. Questa è la richiesta che voi fondamentalmente ribadirete dal punto di vista istituzionale, come diceva lei, al nostro ministro Piantedosi e alla commissaria. Stamane com'è la situazione nell'hotspot? Abbiamo sentito poco fa il servizio, ce la conferma che insomma è migliore, si respira un po'? Sì, assolutamente, è relativamente tranquilla, abbiamo circa 400 ospiti, un centinaio arrivati ieri partiranno già stamattina, non ci sono particolari problemi, abbiamo risistemato tutta la struttura in modo da essere pronti per altre eventuali emergenze. Ecco, per quanto riguarda i barchini abbandonati, che è stato un altro dei temi di cui si è, un'emergenza su un'emergenza, lì a che punto siamo? A questo non posso fornire una risposta perché non ce ne occupiamo noi, se ne occupa direttamente la prefettura e il Viminale, la domanda va fatta loro. Ma diciamo che vede dei cambiamenti oppure siamo ancora nella situazione che abbiamo raccontato e descritto con le immagini nei giorni scorsi? Guardi, quando ci sono tanti attori che lavorano a volte è difficile anche dare delle risposte immediate, ma poi le soluzioni si trovano, così come è successo con l'hotspot, che ricordo non più tardi di 40 giorni fa era un posto invivibile e sicuramente con delle grosse difficoltà, probabilmente anche sui barchini, sul centro dove dovranno essere stoccati troveranno delle soluzioni, speriamo tutti, nei tempi brevi, anche perché questa comunità si merita l'attenzione che chiaramente ora viene data dal governo. Certo, c'è un atteggiamento da parte della popolazione, degli abitanti, di estrema sensibilità, mi pare di capire, di collaborazione, pur in situazioni di periodiche, costanti emergenze. Così me la conferma? Assolutamente, sì. Il sindaco, cioè il capo della comunità, ci aveva chiesto di fare dei cambiamenti, li abbiamo fatti, ma è stato sempre disponibile lui con tutta la sua comunità a supportarci, lo vediamo anche per strada, non più tardi di ieri ci siamo stati fermati per strada per ringraziarci per le cose che vengono fatte. In realtà io devo dire che questo ringraziamento va alla Croce Rossa Italiana, ma va a tutto il sistema che si è messo in campo e che oggi si parla e collaboriamo tutti insieme. È un lavoro in sinergia, altrimenti dire che la Croce Rossa possa risolvere da solo questo sistema, certo, questa emergenza sarebbe una grande falsità, insomma. Assolutamente, certo. L'ultima curiosità, dottor Schintu, direttore, abbiamo detto dal punto di vista strategico, diciamo, la vostra idea è quella su cui concordano molti, rivedere Dublino, l'accordo. Ecco, ma su questi periodici, a quanto pare inevitabili, come dire, affollamenti di Lampedusa, come si può intervenire? C'è un modo per
come dire, sfoltirli, scusi l'espressione un po' truce? Probabilmente intanto aprendo altri centri e avendo anche una maggiore consapevolezza un po', non soltanto Lampedusa, non soltanto la Sicilia, un po' tutte le regioni, capire che c'è un problema che non è un problema che non si possa risolvere, perché se guardiamo i numeri, veramente non sono numeri che non si possono affrontare, ma ci vuole anche l'intervento un po' di tutta la nazione. E poi se vogliamo andare oltre i confini ci vuole l'intervento di tutta l'Europa che permetta velocemente di trovare delle soluzioni, perché anche soltanto il problema dei minori non accompagnati, che i centri in Italia sono veramente ridotti al minimo, è chiaro che questo ci crea qualche problema poi nei trasferimenti. E allora se le regioni facessero un po' di più tutti, probabilmente il problema Lampedusa non sarebbe un problema, ecco. Certo. Bene, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Ignazio Schintu, direttore della Croce Rossa a Lampedusa, oggi riceverà il ministro Piantedosi insieme con la commissaria europea Johansson. Grazie, buona giornata. Buon lavoro e buona giornata. Noi adesso diamo un'occhiata al tempo con il meteo e poi avremo ancora altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con condizioni di variabilità sulla nostra penisola, in particolar modo nella seconda parte del giorno sul nord-est e sui settori interni del centro-sud a ridosso dell'Appennino, con possibili fenomeni sparsi. Sulla Sicilia ampi spazi soleggiati, qualche velatura in transito ma senza conseguenze. La ventilazione a tratti sostenuta con mari da poco mossi a localmente mossi e specie al largo. Le temperature non subiranno particolari variazioni, valori massimi infatti che si aggireranno intorno ai 31-32 gradi nelle ore centrali della giornata. Nel corso della giornata di mercoledì ancora cieli sereni o parzialmente nuvolosi, senza precipitazioni, la ventilazione debole o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi, localmente mossi ma solo al largo. Temperature ancora pressoché stazionarie con valori massimi infatti che saranno compresi tra i 28 e i 33 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme, adesso vediamo l'oroscopo di Marco Amato in collegamento. Buongiorno, benvenuto, buon caffè. Quale VIP o quali VIP coinvolge oggi? Coinvolge due VIP interessanti, visto che Catania oggi ha un ospite illustre, è Michael Jordan, un famoso cestista, amatissimo peraltro, è un acquario ascendente Cancro, l'acquario poliedrico, l'acquario originale, l'abbiamo visto infatti nella sua lunghissima carriera anche prendere parte a film d'animazione, a pubblicizzare delle scarpe, ma anche di crearne una linea sua. Ecco, l'acquario è il segno delle idee, dell'amicizia, della creatività, velocissimo e verticalizzato. I segni d'aria sono i più veloci, ha dato prova di utilizzare le caratteristiche del segno sia nello sport che nella vita, è il segno anche della fantasia. L'ascendente Cancro lo rende un buono, infatti sono note le sue opere di beneficenza e anche il suo amore per la squadra e per i più piccoli. Bellissimo. Altro VIP di cui oggi vi volevo parlare, sotto una splendida luna piena, una super luna che è la luna del cervo della fragola, che cade in Capricorno. Capricorno quindi avvantaggiatissimo oggi, ed ecco la bellissima Naomi Campbell, eccola. Gemelli ascendente Capricorno, quindi ha proprio la luna sull'ascendente, luna che parla anche di maternità, ed è proprio questo il tema che per adesso ha stupito un po' tutti, perché alla bellezza di 53 anni la bella Venere nera annuncia a tutti di essere di nuovo mamma. E beh, questa è una caratteristica tipica dei gemelli, che sono sempre degli evergreen. Vi ricordo che il segno della giovinezza è che il mondo dello spettacolo italiano annovera tantissimi evergreen che sono stati Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Raffaella Carrà. Il segno dei gemelli è il segno della comunicazione e soprattutto di chi rimane sempre giovane. Che bello, beati loro.
vanno bene anche gli Scorpioni con questa superluna che hanno un assist di sestile, quindi verranno aiutati molto nel concreto e dagli amici e con una serie di affinità elettive che lo Scorpione per adesso sta ritrovando, quindi uno Scorpione di nuovo ispirato, quindi che dirti Michele, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie tantissimo a Marco Amato. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, sempre spiritoso, puntuale, simpaticissimo, grazie. Abbiamo ancora... Ma una pillola, guarda, una cosa bravo. carinissima, moda a Parigi, ieratica, artistica attuale, ecco la donna del futuro. Viene descritta. Dov'è? Faccela vedere. Stiamo vedendo quelle che sono alcune foto. Dior punta sul colore lana e sulle tecniche di lavorazione. Schiaparelli gioca sull'esibizionismo. Questo è il futuro che ci attende per quanto riguarda la moda femminile stamattina. Tutto, oroscopo, moda, sappiamo tutto, siamo preparatissimi. E ora invece facciamo il lavoro inverso, contrario, cioè andiamo a vedere che cosa è successo il 4 luglio di un po' di anni fa. Per esempio, 1776 il Congresso continentale approva la dichiarazione di indipendenza del Regno di Gran Bretagna. Guardate un po', nascono gli Stati Uniti d'America e da allora il 4 luglio è il giorno dell'indipendenza degli States. 1917, 4 luglio, a Cordova nasceva uno dei più grandi toreri di tutti i tempi, Manolete. Poi invece nel 1926 a Buenos Aires nasceva uno dei calciatori più grandi in assoluto, Alfredo Di Stefano. Me lo ricordo, grande. A Subiaco il 4 luglio del 1927 nasceva la Lollo. La bellissima Gina Lollobrigida che purtroppo ci ha lasciati il 16 di gennaio. E poi ancora a Barengo vicino a Novara il 4 luglio del 28 nasceva una delle personalità più importanti del calcio italiano, cioè Piero Boniperti, come no. 4 luglio 1960 a Milano nasce l'esilerante Enrico Bertolino. Bravissimo, divertentissimo, lo salutiamo. 4 luglio 1963 in Germania nasce invece la affascinante attrice e cantante Ute Lemper. Te la volevo rubare invece, tocca a te, bravo. Va bene, 4 luglio 2012 viene annunciata la scoperta del bosone di Higgs, quindi grandi progressi nella ricerca scientifica. E poi ancora 4 luglio 2012 in Italia si completa lo switch off del segnale televisivo analogico, è finito, non c'è più niente. Allora, 4 luglio 1951 a Los Angeles nasce il cantante, compositore e produttore Ralph Johnson. Voi direte, ma chi è? Come chi è? È il percussionista degli Earth, Wind and Fire e vi lasciamo con la loro splendida September. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per domani naturalmente. Buongiorno Sicilia e buona giornata. A domani.